Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. La propaganda al terrorismo corre sui social. La Digos di Palermo ha arrestato 2 giovani tunisini, erano pronti a compiere attentati. Coinvolti anche minorenni di Marsala, pubblicavano video su TikTok in cui usavano pistole e coltelli, simulavano esecuzioni, inneggiavano all'ISIS, segno di una forte radicalizzazione. Nel Mediterraneo si contano i corpi recuperati, non le vittime. Migliaia di morti restano senza nome né identità. La denuncia della Procura di Gela: senza una banca dati comune, tragedie reali continuano a restare invisibili. Prezzi della carne alle stelle, aumentati anche ortaggi e frutta. Non c'è solo il caro carburanti attribuito alla guerra in Iran, ora costa di più anche fare la spesa. Pensionati in difficoltà, si può comprare solo nei mercati rionali. La Regione prepara un piano contro il caro bollette. Da metà mese agevolazioni per impianti fotovoltaici domestici, stanziati 12 milioni di euro per le famiglie siciliane. Il procuratore di Catania Curcio: la mafia continua a fare affari nell'economia legale, agevolata da politici collusi, che riesce a fare eleggere con la sua percentuale di voti decisivi. La nostra intervista. Catania torna un gol per la solidarietà. Mercoledì 29 al Massimino l'evento ideato da Luca Napoli che unisce sport, spettacolo e impegno sociale. Tanti i VIP che parteciperanno, il ricavato andrà alla comunità di Niscemi. Calcio, Palermo al bivio, domani contro il Frosinone i rosanero si giocano la possibilità di riaprire la corsa alla promozione diretta, ma per riuscire servono i 3 punti. Catania a Crotone in cerca di risposte. Fra i convocati tornerà Forte, ma Viali deve cambiare rotta dopo la sconfitta col Picerno. Ancora un divieto di trasferta per i tifosi residenti a Catania e provincia. Bentrovati. L'incitamento al terrorismo islamico correva sui social. Arrestati a Palermo 2 tunisini, coinvolti anche 2 minorenni di Marsala. Nei loro video scene di esecuzioni simulate, la bandiera dell'ISIS e messaggi minacciosi contro l'Occidente. Sentiamo tutti i dettagli da Roberta Lunghi. Propaganda jihadista, immagini violente, messaggi di minaccia contro l'Occidente diffusi sui social. È da questi contenuti che ha preso avvio l'indagine della Digos di Palermo, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia guidata da Maurizio De Lucia. Per gli investigatori i 2 avrebbero potuto lasciare l'Italia per compiere attentati. Per questo è stato disposto il fermo dei 2 giovani tunisini di 19 e 22 anni, ora detenuti nel carcere Pagliarelli con l'accusa di apologia e istigazione al terrorismo. Su TikTok e Instagram pubblicavano video inneggianti alla jihad, al martirio religioso, alla violenza contro i miscredenti. Tra i contenuti immagini simboliche come la Casa Bianca sormontata dalla bandiera dello Stato Islamico, scene di esecuzioni simulate con uomini armati vestiti di nero e messaggi in arabo e inglese dai toni intimidatori con riferimento anche ad attentati suicidi. Materiale che secondo gli investigatori dimostra un'evidente radicalizzazione e la volontà di diffondere un'ideologia violenta fondata anche sull'uso delle armi. Le indagini hanno inoltre rivelato contatti con 3 minorenni, 2 dei quali residenti a Marsala, accomunati da una forte fascinazione per le armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi elettronici, una pistola a giocattolo e una replica di mitraglietta senza tappo rosso. Nel Mediterraneo non si contano i morti, ma solo i corpi recuperati. Un vuoto che lascia migliaia di persone senza nome e senza storia. Al centro la mancanza di una banca dati comune per restituire identità alle vittime. Sentiamo Gerritalia. È impossibile capire quanti siano davvero i morti nel Mediterraneo perché di fatto non si contano le vittime ma soltanto i cadaveri recuperati. Un limite drammatico che trasforma tragedie collettive in numeri parziali, spesso lontani dalla realtà. A raccontarlo è il procuratore capo di Gela Salvatore Vella, intervenuto al Parlamento europeo davanti a centinaia di studenti impegnati in un progetto sui diritti umani. Il punto è chiaro: senza strumenti adeguati migliaia di persone scompaiono senza lasciare traccia. La proposta di Vella è quella di creare una banca dati comune per offrire alle famiglie un punto di riferimento. Dovrebbe essere un'autorità pubblica sicuramente, un'agenzia magari europea, perché dovrebbe coordinare il lavoro di più stati e non dovrebbe essere gestita secondo me né dalla polizia né dalle forze dell'ordine né dalla magistratura.
perché dovrebbe essere un'autorità empatica che riesce a dialogare con le famiglie che cercano i corpi, oltre che con le autorità varie, compresa la magistratura e compresa la polizia. Le difficoltà sono enormi, corpi riconoscibili, recuperi a distanza di settimane, assenza di strutture adeguate nei luoghi di sbarco. Anche il DNA, spesso indicato come soluzione, si rivela complesso da ottenere e quasi impossibile da incrociare in assenza di riferimenti familiari. Eppure, in alcuni rari casi l'identificazione è stata possibile grazie alla collaborazione internazionale e all'iniziativa delle famiglie. Episodi isolati che dimostrano una cosa: i dati esistono ma restano dispersi, e il nodo centrale è proprio questo. Senza una banca dati condivisa, ogni informazione rimane chiusa in singoli fascicoli giudiziari. Un drone militare statunitense diretto alla base militare di Sigonella è scomparso mentre sorvolava il Golfo Persico. Secondo alcune fonti, il velivolo avrebbe dichiarato un'emergenza prima di perdere rapidamente quota e sparire dai sistemi di tracciamento. Tra le ipotesi, un grave guasto tecnico o la caduta in mare. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della Marina degli Stati Uniti. Andiamo al caro vita, perché si estendono i rincari motivati con la guerra in Medio Oriente. Dopo carburanti e gas, a cascata si impennano anche i prezzi. Carne alle stelle e costano di più anche ortaggi e frutta. Pensionati in difficoltà dicono si può comprare solo nei mercati rionali. Tonino De Mano. Filetto non ne mangio io. Perché? Perché costa caro. Anche la carne ora è un lusso. Così la guerra in Medio Oriente e i suoi indecifrabili scenari nello stretto di Hormuz si ripercuotono sulle tasche dei cittadini, alle prese con il caro vita e, perché no, con la speculazione. L'aumento di carburanti e gas incide e a cascata sale tutto e di tutto. €1 in più per lattughe, finocchi e pomodori, €2,50 in più per le fragole. Ritocchi che gli operatori commerciali giustificano per fronteggiare la stangata sui carburanti. Stamattina io in prima persona ho pagato il gasolio a €2,30 e la cosa è diventata insostenibile. Vado a tavola, vado alla zona di Siracusa e €80 di gasolio non basta per fare andata e ritorno. Alle stelle anche il costo della carne. Non si può comprare più. I pensionati non ci stanno arrivando più a fine mese. L'unica salvezza, specie per i pensionati, sono ancora i mercati rionali. Siamo a Catania, in piazza Eroi d'Ungheria, dove anche qui però il vento sembra stia cambiando. La gente compra come su al nord, un peperone, una melenzana. Quando prima con €1 davamo 4 melenzane, una cesta di peperoni. La fragola ha un prezzo ovviamente anche al mercato stesso, c'è una bancarelle da 2,50, 3, 4. Ma come affrontare il caro vita? Io cerco di comprare con delle quantità maggiori, quindi cerco di comprare eventualmente una cassetta intera di arance in modo da avere un prezzo più basso, e le tengo un po' di più a casa, magari in frigo, e risparmio qualcosina. Non solo alimenti, i rincari pesano sul settore dell'auto, neanche a dirlo aumenta il costo dei pneumatici e costano di più persino le riparazioni. Addirittura da €5 è passato a 7. Andare a piedi migliora la qualità del sonno che il caro vita contribuisce a togliere. Intanto la Regione prepara un piano contro il caro bollette. Da metà mese agevolazioni per impianti fotovoltaici domestici. Il contributo alle famiglie sarà di €12.000. Manlio Viola. La guerra in Iran non sembra destinata a finire in tempi brevi e adesso la crisi energetica che deriva dal conflitto spaventa anche la Sicilia. Mentre a Roma si pensa al lockdown energetico per risparmiare sui costi generali del paese, in Sicilia non c'è solo da guardare ai trasporti, ma anche agli aumenti dei prezzi di tutto, dai generi di prima necessità a quelli delle bollette. Per questo la Regione ha deciso di accelerare su alcuni provvedimenti già previsti in finanziaria regionale. In testa a tutto c'è la misura sull'efficientamento energetico. L'Isola ha già disponibili €12 milioni, serviranno a rilasciare contributi alle famiglie che scelgono il fotovoltaico per autoprodurre l'energia che serve alle loro abitazioni e non soltanto. Il bando sarà pubblicato il prossimo venerdì 17 aprile, previsti contributi fino a €19.920 a famiglia per un totale di 600 beneficiari. Le domande saranno selezionate in base al reddito e il contributo è in regime de minimis. La seconda misura vede una disponibilità di 5 milioni che verranno erogati sotto forma di bonus edilizio per efficientare le abitazioni dal punto di vista energetico, ma il bando non è ancora pronto e dunque slitterà di qualche settimana. Infine allo studio una nuova misura non prevista in finanziaria. Il governo regionale pensa ad un bonus bollette per aiutare le famiglie a fronteggiare i rincari di luce e gas. Dall'assessorato all'economia si stanno cercando le risorse. Presto in giunta andrà una bozza che prevede un bando a sportello con domande da presentare tramite IRFIS.
Sequestrati beni per 500.000 euro a Massimo Gentile, già detenuto per associazione mafiosa, è accusato di aver ceduto la sua identità al boss Matteo Messina Denaro, è ritenuto tra i presunti favoreggiatori della latitanza appunto del boss. I beni sono stati sequestrati nelle province di Milano, Brescia e Roma. Con l'identità di Gentile, Messina Denaro avrebbe fatto operazioni bancarie, acquistato mezzi di trasporto e sottoscritto le relative polizze assicurative. I carabinieri del ROS, coordinati dalla DDA di Palermo, hanno arrestato sino ad ora 16 favoreggiatori del boss scomparso. A Palermo adesso una nuova intimidazione all'assessore comunale Ferrandelli, un modellino di bara trovato sulla sua scrivania. Non faccio passi indietro, replica l'amministratore che lotta per la legalità nell'assegnazione delle case popolari contro Cosa Nostra. Marco Gulla. Un modellino di Cassa d'Amorto lasciato sulla scrivania della segreteria dell'Ufficio per le politiche abitative di via Montalbo a Palermo. È l'ufficio guidato dall'assessore Fabrizio Ferrandelli, che negli ultimi tempi ha denunciato le pressioni esercitate su alcune famiglie assegnatarie perché abbandonino gli alloggi. Il modellino è stato lasciato il venerdì prima di Pasqua nell'unica stanza che non era chiusa a chiave. Nell'ufficio non ci sono telecamere, dunque sarà difficile ricostruire chi è entrato, ma le indagini vanno comunque avanti. Oggi abbiamo incontrato l'assessore Ferrandelli, che nelle ultime settimane si è occupato appunto di due immobili che appartenevano a Vincenzo Filangeri, figlio di Sebastiano, condannato per associazione mafiosa. Chiaramente ci inseriamo all'interno di un tessuto mafioso e criminale. Molto spesso gli immobili sono all'interno di palazzine o di palazzi in cui vivono parenti di coloro a cui questi beni sono stati tolti, e comprendiamo che la nostra azione trovi delle resistenze culturali, resistenze di criminalità, ma è chiaro che lo Stato insieme e il raccordo è sempre più forte. Fabrizio Ferrandelli, sotto scorta da mesi, ha già subito altre intimidazioni e minacce. Ora arriva la storia del modellino della Cassa d'Amorto lasciato nell'ufficio del comune. L'assessore ha ribadito che non farà passi indietro. Vincerà la legalità, ha detto. Strage di Monreale, la giunta regionale nel corso della seduta di oggi ha ratificato la costituzione di parte civile della presidenza della regione siciliana nel processo per la strage avvenuta la notte tra il 26 e il 27 aprile del 2025. Schifani dice: siamo vicini alle famiglie coinvolte e a chi si impegna per la legalità. E parliamo ancora di lotta alla mafia, ascoltiamo un estratto dal Focus di oggi in cui Lorena Dolci ha incontrato il procuratore di Catania Curcio dopo il processo ombra che ha inflitto oltre 2 secoli di carcere a boss e affiliati. Nell'intervista gli affari di Cosa Nostra e i rapporti con la politica. Vediamo. Cioè non si fa nulla di rilevante, di significativo, se non c'è l'autorizzazione del capo della famiglia Santa Paola Ercolano. Chi comanda adesso in questo momento di vuoto? Beh, certamente noi abbiamo le nostre idee su chi comanda e abbiamo le nostre strategie per contrastare le nuove leve che si affacciano via via. Il core business della mafia Cosa Nostra rimane quello dello svolgimento di opere e servizi pubblici attraverso un connubio con la politica collusa. Ma la mafia quanti voti può controllare? Ma anche se fossero il 5% sono decisivi. Droga pubblicizzata sui social e spedita a domicilio con normali pacchi postali. Il traffico, che aveva fruttato 2 milioni di euro, legava Caltanissetta ad una centrale operativa a Napoli. 2 arresti. Rita Cinardi. Cocaina, hashish e marijuana ordinate sui social e spedite in tutta Italia con normali pacchi postali. Un traffico di droga che, secondo gli investigatori, avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. A scoprirlo sono stati i finanziari del comando provinciale di Caltanissetta che, al termine di una complessa indagine partita proprio dal capoluogo nisseno, hanno individuato a Napoli un vero e proprio laboratorio dedicato al confezionamento e alla spedizione dello stupefacente. All'interno del locale sono stati arrestati 2 uomini ritenuti responsabili dell'organizzazione.
Secondo quanto emerso dalle indagini, pubblicizzavano la vendita di droga attraverso i social e poi spedivano le sostanze ai clienti con corrieri e servizi postali. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire oltre 4.000 spedizioni effettuate in tutta Italia e ad estrarre i nominativi di circa 500 destinatari dei pacchi, che ora saranno messi a disposizione dei reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio per ulteriori accertamenti. Nel laboratorio sono stati sequestrati droga per un valore di oltre 100.000 euro, macchinari per il confezionamento e anche una pistola a salve priva del tappo rosso. I 2 imputati sono già stati condannati con rito abbreviato a 4 anni di reclusione e 14.000 euro di multa. Mafia, il riesame dissequestra il denaro trovato in casa di Iacolino. I legali infatti hanno provato che parte dei soldi trovati in casa del loro assistito erano doni ricevuti dalla figlia per le sue nozze. Il lavoro viaggia con noi, una iniziativa rivolta ai giovani questa mattina a Palermo, dove è approdato il track tour dedicato a studenti e imprese. Domanda e offerta si incontrano per chiarire ad esempio come si compila un curriculum o ci si presenta a un colloquio. Simona Mazzone. Proiettarsi nel mondo del lavoro necessita di alcuni accorgimenti, primo tra tutti un chiaro curriculum da presentare, ma la maggior parte dei giovani e non solo non sa compilarlo e non conosce le modalità di quello europeo, il più richiesto. Grazie a un'iniziativa dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e della loro fondazione, a Palermo migliaia di ragazzi sono stati coinvolti nel track tour, giunto alla 3ª edizione. Il sistema italiano sta vivendo un momento molto paradossale, perché le aziende hanno difficoltà a trovare i profili professionali adeguati alle loro esigenze, e dall'altro lato c'è una larga massa di NEET, cioè di giovani che in questo momento non stanno lavorando. Sul posto selezionati oltre 350 curricula insieme a 16 imprese in cerca di lavoratori. Nel contempo un'occasione per fornire orientamento e assistenza a circa 4.000 tra studenti universitari e quelli di 13 istituti superiori della città e provincia. Io voglio fare il poliziotto, voglio fare il concorso. Vorrei fare qualcosa in merito alla contabilità. Non solo assistenza nella compilazione del curriculum, ma anche nella preparazione di un colloquio di lavoro e informazioni su diritti e sicurezza, per coinvolgere anche gli indecisi. Ad oggi non so la mia strada, però vorrei intraprendere qualcosa, diciamo, nel mondo dell'imprenditoria o comunque del libero professionista. Onestamente non lo so, però vorrei provare a fare imprese. Sulla piattaforma del Ministero del Lavoro ad oggi sono attive 12.500 offerte di occupazione in Sicilia. Catania, 18ª edizione di Un Gol per la Solidarietà. Il 29 aprile allo Stadio Massimino l'evento ideato da Luca Napoli, che unisce sport, spettacolo e impegno sociale. Tanti VIP anche quest'anno in campo per il quadrangolare benefico. Il ricavato andrà alla comunità di Niscemi. Ci racconta tutto Emanuela Corsi. Sport, spettacolo e impegno sociale. Un Gol per la Solidarietà spegne quest'anno 18 candeline e si prepara ad offrire una grande festa al pubblico che mercoledì 29 aprile sarà presente allo Stadio Massimino. Ancora una volta a scendere in campo per il quadrangolare benefico giornalisti, sportivi e volti noti della TV e del mondo dello spettacolo. Per me sarebbe stato impensabile nel 2004 poter raggiungere un obiettivo del genere, non per carenze professionali, ma perché soltanto era un anno in cui ero appena tornato a Catania nelle mie fasi organizzative, ma poi a un certo punto la città richiedeva questo bellissimo evento e così è stato negli anni, e oggi siamo a 18 anni di evento, quindi un grandissimo traguardo e siamo davvero felici di poter spegnere queste candeline. Nata come una partita di beneficenza, la manifestazione è diventata negli anni un appuntamento fisso per migliaia di studenti appassionati, con l'obiettivo di aiutare chi più ha bisogno. Quest'anno il ricavato sarà devoluto alla comunità di Niscemi. Un momento importante per noi, sentiamo la vicinanza dei catanesi e della provincia catese, ma di tutta la regione, data la importante caratura di questo evento. Come ogni anno non può mancare la bellezza femminile, rappresentata dalla siciliana Eleonora Incardona, volto di DAZN, che sarà la madrina di questa edizione. Poi ci sarà la parte musicale affidata al cantante pop e poi ci sarà l'oro olimpico Alberta Santuccio, che quindi metterà questa bellissima ciliegina sulla torta e porterà la medaglia olimpica allo stadio quel giorno. La 18ª edizione sarà dedicata anche a 2 simboli dello sport catanese scomparsi recentemente: Orazio Russo, bandiera del Catania, e Turi Di Stefano, storico coach della squadra dei giornalisti. Cinema adesso. Sorprende e divide Il Vangelo di Giuda, il nuovo film di Giulio Base con Giancarlo Giannini e Vincenzo Galluzzo. L'attore agrigentino interpreta un inedito Gesù. Sentiamo Davide Sardo.
E già nelle sale sta riscuotendo successo Il Vangelo di Giuda, il film di Giulio Base che sorprende e divide, riscrivendo uno dei racconti più discussi della tradizione cristiana. Un'opera intensa e visivamente essenziale, con un cast internazionale che include Rupert Everett, Paz Vega e Giancarlo Giannini. Ma a catturare l'attenzione è soprattutto l'interpretazione di Vincenzo Galluzzo, agrigentino nativo di Aragona, che porta in scena un Gesù sorprendente, essenziale, costruito sul silenzio e sul linguaggio del corpo, in un intenso confronto con Giuda tra sacrificio e tradimento. La sfida più grande per me è stata innanzitutto dimagrire di 15 kg per arrivare al personaggio, perché appunto Gesù era magrissimo, perché raccontava il Vangelo, comunque come veramente si vive la vita a tutto il mondo, e quindi camminava sempre senza avere la possibilità di mangiare, quindi mi sono dimagrito veramente tantissimo in pochissimo tempo. In più l'aramaico, ho dovuto studiare perfettamente l'aramaico e anche i silenzi, perché Gesù è presenza, sono gli occhi che parlano, gli occhi e il cuore. Un film che sceglie di far riflettere più che spiegare, e per Vincenzo Galluzzo un debutto destinato a lasciare il segno. Una giornata di musica, performance e cultura per aiutare Niscemi e il suo territorio fortemente ferito. Desiree Ferlito. Una risposta fatta di arte, musica e solidarietà. Per Niscemi, colpita fortemente dal dissesto idrogeologico dello scorso gennaio, prende vita AFAM for Sicily, un'intera giornata dedicata alla comunità, dove la bellezza prende vita e diventa aiuto concreto. L'iniziativa promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca, insieme ai conservatori di musica di Sicilia e Sardegna e alle Accademie di Belle Arti di Palermo e Catania, unisce talento e impegno civile. La Sicilia non ha bisogno di qualcuno che venga a raccontarle cos'è la bellezza, perché ce l'ha nel sangue, scritta nel sangue, scolpita nella pietra, ce l'ha dentro la musica. Quello che può fare lo Stato, quello che tutti noi dobbiamo fare, è stare accanto a questa terra quando sta costruendo il proprio futuro. Il cuore dell'evento è il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, trasformato per l'occasione in un grande palcoscenico aperto. Installazioni multimediali, performance degli studenti, esposizioni interattive. Un viaggio tra arti e linguaggi diversi, tutti con un unico obiettivo: dare voce e sostegno a un territorio in difficoltà. Tra i momenti più attesi il concerto immersivo From Morricone to Bacalov, uno spettacolo già applaudito sui palcoscenici internazionali, da New York a Los Angeles fino al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra. Un segnale importante che dimostra come l'arte non sia solo espressione, ma anche responsabilità e vicinanza concreta. È morto a 93 anni il cavaliere del lavoro Alessandro Scelfo, patron delle autolinee Sais. In 50 anni ha trasformato l'azienda paterna nel maggior gruppo privato di autolinee in Sicilia e il quarto in Italia. Il gruppo è costituito da 7 società di autolinee e 2 agenzie di viaggio. I dipendenti dai 45 iniziali sono oggi, pensate, 400. Ci fermiamo adesso per una breve pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, big match domani sera per il Palermo che allo Stirpe affronterà il Frosinone, secondo in classifica. Per il Palermo, se vorrà riaprire la corsa alla promozione diretta, serve solo la vittoria. Marco Vulla. Il bivio della stagione. Allo Stirpe il Palermo contro il Frosinone si gioca la possibilità di riaprire la corsa alla promozione diretta. Solo una vittoria potrebbe permettere ai rosanero di tornare a sperare, anche perché il Frosinone, secondo in classifica in questo momento, ha 4 punti di vantaggio sui siciliani. Poi c'è il Monza terzo, che di punti in più ne ha 2. Ecco perché il match di domani è il crocevia più importante della stagione. Un solo dubbio sulla formazione che affronterà i ciociari. Inzaghi si affida ai titolarissimi, ma sono da monitorare le condizioni di Joronen, che non ha riportato lesioni ma rimane in dubbio. Out Jonsen, Corona in dubbio, mentre Rui Modesto torna a disposizione dopo la squalifica. L'assenza di Jonsen chiude ogni ballottaggio sulla tre quarti. Leduaron giocherà dal primo minuto, affiancato dall'intoccabile Palumbo, poi Ampalo, unica punta. Il Palermo fino adesso non ha mai vinto uno scontro diretto, ma il tempo stringe, mancano solamente 5 giornate alla fine della regular season e la banda di Inzaghi non può più sbagliare.
Il Catania lunedì a Crotone ritroverà Forte fra i convocati, trasferta vietata ai tifosi etnei. Sentiamo il punto da Marco Carli. A Crotone ci sarà anche Forte, a meno di improvvisi dietrofront. Ovviamente stiamo parlando di convocazione, dunque minutaggio ridotto, ma ripresentare i nastri di partenza, perché di questo si tratta, visto che Forte per la lesione maturata al polpaccio ha saltato le ultime 7 partite e non gioca da un mese e mezzo. Ripresentare, si diceva, il migliore giocatore del reparto avanzato della stagione insieme a Lunetta è un dato importante in vista dei playoff. Ci sarà Forte e non ci saranno i tifosi rossazzurri, trasferta vietata per i residenti a Catania e provincia per via delle ultime intemperanze che per esempio hanno bloccato anche l'ultima trasferta di Latina. Viale intanto ha ripreso il lavoro legato alla costruzione, certo, ma anche alla limitazione dei rischi attraverso la pressione sulla prima costruzione avversaria, quello che è mancato con il Picerno. Anche i dati numerici su tiri, XG e sviluppo della manovra, ne parleremo venerdì nel corso di preview su Telecolor, confermano che il volume offensivo è aumentato. I gol però, come risaputo, continuano ad essere pochi, mentre crescono i rischi. Crotone è campo complicato per storia. I pitagorici vengono dalla sconfitta di Giuliano e hanno in campo il capocannoniere del girone con Chirico, quel Gomez, non nel migliore momento, ma autore di 16 reti e in passato inseguito dagli etnei. Ma il Catania deve dare delle risposte, c'è un secondo posto da difendere e una stagione da non disperdere. Ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco torniamo in studio con le ultime notizie. Ritorniamo in studio, ancora una notizia prima di chiudere, andiamo a Scicli perché Vittorio Tasca, noto alle cronache come l'anziano fracassone di Via dei Miracoli, è morto oggi pomeriggio. L'uomo, 86 anni da mesi, era salito alla ribalta della cronaca per i dissidi con il vicinato, è morto in ospedale dopo essere stato soccorso in seguito ad un grave gesto autolesionistico. Questa dunque era l'ultima notizia per questa edizione, è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi, da parte mia, dei tecnici della regia che hanno seguito questa edizione. Un buon proseguimento di serata, arrivederci.